preso al volo la colonna sonora di Rosolina Mare. Da 6 anni, tutte le sere, puntuale, Joe X. Ciao! Yes, Giorgio Xotta, X. Ciao. Da dove nasce questa passione, non solo passione di suono, ma è diventato anche un mestiere o sbaglio? Sì, è un mestiere, nasce da giovane, quando sentivo le hit parade, che avevo 10 anni, 11 anni, Elio Luttazzi presenta hit parade, e sentivo Crocodile Rock di Elton John. E qua sfondi una porta aperta, quindi siamo vecchi uguali a occhio. Poi è venuto un giorno in casa mia un mio amico con un disco dei Led Zeppelin, il terzo era, c'era Immigrant Song, c'era insomma tanti pezzi, ho sentito sta chitarra e ho detto no, devo suonare la chitarra. Ma poi tu ti lanci su tutto, dai Queen a roba nazionale, anni 60, 70, 80. Esatto, allora, tu suoni da qualsiasi. l'importante è che la canzone sia bella, cioè che abbia un potenziale, ecco. Ok. Per dire, anche il pezzo di Ciao Mare di Casadei è carina, però adesso non esageriamo. La domanda però fuori onda, ma la gente è generosa qua, perché tu naturalmente lavori col cappello, sei un artista di strada. Allora, Fuori onda. fuori onda, se ognuno buttasse, non dico un euro, non dico 50 centesimi, 10 centesimi, ma tutti quelli che passano sarei ricco. Vabbè, quindi sei ricco. No. Ciao, complimenti. Ciao. Grazie, ciao.